Pronti? 1, 2, 3. Buona la prima con veloce Ciliberti che guadagna su Wellington Treb, il quale perde tanto da All About B che già al suo esterno. Prima curva con Ciliberti in vantaggio, poi Wellington Treb che sbaglia, conferma pessima fase di riscaldamento. Numero Così si va 2, verso i 200 Ellington metri Treb iniziali. squalificato. Si resta in due, Ciliberti in vantaggio e All About B che cercherà di andare in caccia. Santuraita l'ha messa sul passo in salchi a Ciliberti e All About B si riavvicina. 29,9 i primi 400 metri di corsa, si viaggia sul piede dell'1,15, Ciliberti in vantaggio, All About B che dopo 600 metri è a un paio di lunghezze, 44,7 per i primi 600. Ciliberti che guida nei confronti di All About B, il quale prova ad avvicinarsi, non ancora ha preso completamente contatto con il leader, lo fa ora dopo 800 metri in 59,3. Ciliberti in vantaggio, All About B che non temporeggia, sembra già volersi spostare al suo esterno quando siamo a poco più di 600 metri dalla conclusione. Ciliberti e All About B, Santuraitala e Vincenzo Gallo a giocarsi il Super Frustino. Tommaso Grassi Award 2025 è in vantaggio Ciliberti, ma è all'appoggio All About B al suo esterno a 400 dalla conclusione. La retta opposta alle tribune in 14,6. All About B sopravanza Ciliberti che prova a vendere cara la pelle, ma All About a mezza di vantaggio ed è preponderante all'esterno del rivale. Vincenzo Gallo che sollecita il suo per venire a fare l'arrivo. Ciliberti che prova sul passo a rientrargli, in vantaggio All About B, non molla Ciliberti, ma All About ha preso una di margine. Vincenzo Gallo vince il Super Frustino 2025, il Tommaso Grassi Award insieme ad All About B. Alessandro Raspante al training per i colori di Loredano Crescimbeni, 1,15,4, la scelta vincente di Vincenzo Gallo che da primo nella qualificazione ha scelto All About B e ha scelto molto bene, è venuto a vincere chiaramente il finale, è lui a scrivere il suo nome dell'albo d'oro del Super Frustino, Vincenzo Gallo.